Allora, avevamo detto che non avremmo dimenticato le vittime del tornado, tutti quei cittadini che sono stati colpiti a Cazzago di Pianiga, a Mira, a Mirano, a Dolo, la riviera del Brenta, devastata da questo mostro che viaggiava a 300 all'ora, che avete visto cosa ha combinato, no? In quelle immagini girate dall'interno. Un video che ha fatto ovviamente il giro dei social network e il giro del mondo, perché l'hanno visto in tantissimi. Abbiamo detto che avremmo continuato a seguire questa vicenda che è stata trascurata in maniera vergognosa dai network nazionali, insomma dai giornali. E parleremo anche della polemica che è scoppiata con il Presidente dell'Assemblea siciliana, che ha detto che i veneti approfittano di queste situazioni per chiedere soldi. Sentiremo Nicola Finco, che si è scontrato proprio con Giovanni Ardizzone, e poi ovviamente anche nei prossimi giorni saremo lì per raccontare cosa è successo, ma soprattutto per raccogliere altre testimonianze, per essere vicini alle persone che sono state colpite da questa calamità e per cercare di capire se si sta facendo qualcosa, se arriveranno i finanziamenti, se sarà tolto il patto di stabilità, se questa richiesta di danni per calamità naturale di emergenza sarà accolta dal Presidente del Consiglio Renzi, che ha detto senz'altro sì, ma stanno passando i giorni e ancora stiamo aspettando. Colpiti. Marzia Taschetto, però ecco, viene voglia davvero di urlare la propria rabbia, perché di fronte a questo macello, no? Silenzio assordante da parte di molti, la politica romana se ne infischia allegramente. Lì bisognerebbe arrivare subito in quelle zone, ma non forse faremo, allenteremo il patto di stabilità la settimana prossima, quando devono andare in Europa a cianciare, a dire cavolate in queste conferenze che non portano a nulla e che costano milioni di euro, soltanto spostare tutta sta gente da una parte all'altra dell'Europa. Cioè, c'è veramente da perdere la pazienza, no? Io sono convinta che tutti i cittadini si sono resi conto in questi giorni che la politica romana è politica estera. La politica romana non guarda il Veneto, guarda altrove, non guarda i veneti. I veneti questi giorni si sono imboccati le maniche già il giorno stesso. Io sono stata nella zona il venerdì, nella zona della Serra, del magazzino edile, e sono rimasta impressionata dai coppi conficcati dentro i muri, con una potenza impressionante. Cioè, sono stati miracolati i cittadini, presumo. Sì, perché poteva andare molto peggio. Sì. Io non posso immaginare cosa sia vivere questa esperienza, ma solo aver visto questo, ho detto sono stati miracolati, perché erano proiettili vaganti, quindi siete stati fortunati, non c'è altro da dire. Per quanto riguarda poi la politica, noi dobbiamo far leva sulla politica veneta, sul nostro governatore. Noi i soldi ce li abbiamo, come si diceva prima, abbiamo un avanzo, è nostro, non dobbiamo andare a chiedere dacci quel 0,5%, lo teniamo qua. Cioè, avanzo significa parte di denaro che il Veneto non utilizza. Quest'anno dobbiamo utilizzarla, per ricostruire le attività che daranno lavoro ai cittadini, per ricostruire le case, e quindi usiamola. Si calcola che siano 200 milioni di danni, no? Quindi non è che siano così noccioline, no? Non ce la fa. Sì, non ce la fa chi? Zaia, dentro non ce la fa, se non interviene lo Stato, se non interviene lo Stato non ce la fa. Guarda che sono soldi nostri, non deve intervenire lo Stato. Allora, quell'avanzo fiscale il Veneto non lo usa, è una parte di denaro che il Veneto non è che non serva, se lo prendono, se lo tengono. Quest'anno ce lo teniamo noi, ed è proprio Zaia che deve dire quest'anno serve a noi e lo utilizziamo noi. L'avanzo non lo darei lo stesso, io comunque, se lui vuole poi decide questo lo faccia, ma il denaro che serve per ricostruire, dare una vita dignitosa ai cittadini, ricostruire le case, ricostruire le attività, per dare lavoro, è lui che deve dire questo denaro serve a noi, serve ai cittadini, lo utilizziamo, non c'è alternativa. Sì, no. Allora, non dobbiamo elemosinare niente a nessuno, dobbiamo imparare a tenerci quello che è nostro. Marzia Taschetto, poi andiamo in pubblicità.
è giustissimo quello che hai detto, giustissimo, non c'è nient'altro da dire. È vero anche che, come c'è scritto sul messaggio, i veneti sono stati da fare dal primo secondo, testa bassa, hanno ripulito tutto, hanno già ricominciato a lavorare, giusto? Non abbiamo chiesto niente a nessuno. Nessuno ha chiesto niente a nessuno, tutti ci sono stati da fare, ci sono state persone che hanno donato, che vogliono donare, ci sono state persone che hanno organizzato raccolte fondi, che hanno cercato hanno attivato anche dei conti correnti dove donare. Certo, è vero. Ben venga questo, ma non dobbiamo continuare a fare questo, non dobbiamo continuare a toglierci dalla bocca quella piccola briciola che ci rimane ancora tra veneti. È giusto darci una mano, sì, però essere convinti e spingere sì i nostri governanti, i sindaci e chi ci amministra, ma il nostro governatore è lui il primo che deve dire ok, questi sono i nostri soldi, scusate se continuo a insistere, ma noi il nostro tesoretto ce l'abbiamo, dobbiamo imparare ad usarlo, pretendiamo che venga usato adesso. E le briciole, tante piccole briciole non fanno un panino alla fine, fanno un pezzo di pane che si sgretola comunque, che non va a buon fine. Abbiamo una bella torta, usiamo le fette che ci servono e teniamoci anche il resto dopo, perché comunque ci servirà comunque per sistemare il territorio. Allora, chi fa da sé fa per tre, si usa dire, però l'abbiamo già fatto. senza esagerare, perché poi alla fine far da soli a un certo punto, quando ci sono queste emergenze, è un po' troppo, no? Da soli. Teniamoci le nostre risorse e finiamo il lavoro. Una battuta perché dobbiamo chiudere. Velocissima. Sì. Io ho sentito gli amministratori dire vi prego dateci qualcosa, dateci almeno per iniziare i lavori. Tutte le persone colpite dignitosamente non hanno detto mai vi prego dateci, hanno lavorato, si sono tirati sulle maniche, adesso vogliono comunque lavorare ancora, hanno bisogno di iniziare a lavorare. Quindi dobbiamo imparare anche noi amministratori a non dire vi prego dateci, impariamo a reagire alle situazioni, abbiamo, come voglio insistere ancora, la possibilità adesso sì di dare la sterzata finale, di tenerci qua il nostro tesoretto e iniziare a lavorare per loro e per tutti. E l'ultimo appello, ci sono dei cittadini del territorio colpito che mi hanno detto che loro hanno iniziato a fare i lavori, le case poco colpite, quindi dove sono partiti i coppi, servono coppi, tegole, vetri, perché ci sono case che hanno subito solamente il danno dei vetri, o serramenti. Perché se richiudono le case riescono ancora ad andare dentro e poi le donazioni che sono già arrivate di piatti e bicchieri serviranno. Ma se le case non si chiudono, giustamente non possono essere abitate. Quindi chi può donare vetri, coppi, serramenti non donarli, però almeno andare a verificare e dare una mano a prezzi. Si possono fare tante cose, sì. ha ragione.